sceriffo della Lega Giancarlo Gentilini, storico sindaco di Treviso e trascinatore del Carroccio, aveva 95 anni. Ieri il ricovero per il peggioramento delle sue condizioni, nel pomeriggio la morte. Il leone è andato avanti, le parole di Mario Conte. Prima la maxi rissa fuori dal suo locale, poi a Pasqua la rapina con il coltello. Negoziante di Mestre fa arrestare il ladro, ma ora ho tanta paura, racconta nel terrore. Senza prevenzione, condannati al crimine e al degrado, così dopo la raffica di rapine e arresti a Mestre, l'associazione Riprendiamoci la città con l'avvocato Matteo D'Angelo. A Venezia, 25 aprile di sobrietà senza fanfare né bande, come deciso dal prefetto. A Mogliano, corteo cancellato dal sindaco tra le polemiche, scelte decise per il lutto nazionale per la morte del Papa. Infortuni sul lavoro, già 15 morti nei primi 2 mesi dell'anno, a dirlo i dati dell'INAIL Veneto, ed è allarme anche per gli infortuni, con oltre 10.000 denunce. Ci sarà anche una delegazione ufficiale di Mediterranea Saving Humans sabato in piazza San Pietro a Roma, ai funerali di Papa Francesco. L'invito a partecipare è arrivato direttamente dalla Casa Pontificia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, che si apre con la notizia giunta nel pomeriggio della morte di Giancarlo Gentilini, sindaco, ex sindaco di Treviso, conosciuto come lo sceriffo della città, volto simbolo della Lega. È venuto a mancare nel pomeriggio, aveva 95 anni, le sue condizioni di salute sono aggravate nelle ultime ore a causa degli acciacchi legati all'età, e poi nel pomeriggio il decesso. Figura di grande carisma, simbolo della politica locale, Gentilini ha segnato un'epoca nella storia di Treviso, lasciando un'impronta indelebile. Eletto sindaco nel 94, ha guidato la città per 2 mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vice sindaco e consigliere comunale fino al 2023. Il cordoglio del sindaco Mario Conte, che sentiremo tra pochissimo, ha segnato un'epoca e la storia della nostra città, ha detto. È passato alla storia con il soprannome di sceriffo, ma nel suo caso il termine era molto riduttivo. È stato un uomo delle istituzioni prima ancora che un politico, un grande amministratore pubblico che negli anni, dalla fine della Prima Repubblica, ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava il mio popolo. Queste le parole del presidente della regione Luca Zaia. E allora sentiamo proprio quanto dichiarato pochissimi istanti fa dal sindaco di Treviso Mario Conte. Oggi pomeriggio il grande Giancarlo Gentilini purtroppo è andato avanti, come dicono i nostri alpini, e l'alpino Giancarlo Gentilini, una persona straordinaria che ha dato tantissimo alla città di Treviso, ai cittadini, ha insegnato e ha fatto crescere generazioni anche di amministratori come il sottoscritto, e quindi non posso che ringraziarlo per l'uomo che è stato, per quello che ha fatto e per i valori che ha saputo trasmettere. Da qui dobbiamo ripartire, proprio da quegli insegnamenti di amore, di passione, di onestà e di fiducia che lui ha riversato quotidianamente e senza risparmiarsi nei confronti dei trevigiani e della politica locale. Quindi grazie a Giancarlo Gentilini, grande uomo, grande alpino, grande padre, grande sindaco, e oggi soprattutto per noi un grande punto di riferimento. Quindi ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, alla moglie Maria, ai figli Antonio e Stefano, e davvero sentite condoglianze a tutti per un uomo che ha cambiato il destino della città di Treviso e ha cambiato la figura del sindaco in Italia. E naturalmente dopo l'edizione di Treviso ci sarà un'edizione straordinaria per ricordare la figura di Giancarlo Gentilini, con ospiti in studio e collegamenti dalla sua città, da Treviso, ma anche tante le dimostrazioni di vicinanza e di stima che stanno arrivando in queste ore. Ve le racconteremo appunto in questa edizione straordinaria subito dopo il telegiornale di Treviso. E adesso la cronaca ci riporta in provincia di Venezia con violenza ancora, prima la maxi rissa fuori dal suo locale, poi la rapina di Pasqua sotto la minaccia di un coltello, con l'arresto del rapinatore grazie alle videocamere del negozio. Il racconto di Cen, imprenditore di Mestre, esasperato dall'assedio di criminali e sbandati. L'ho fatto tanto. Hanno rubato da voi? L'ho fatto ancora 99% un giorno, sempre l'ho fatto.
Chen è l'imprenditore di origine cinese di 43 anni che dopo essere stato minacciato con un coltello dal ladro 35enne di nazionalità romena con numerosi precedenti alle spalle e che poco prima aveva messo a segno un grosso furto nel suo negozio di Riviera 20 settembre a Mestre, lo ha fatto arrestare dagli agenti delle volanti della questura di Venezia grazie ai filmati del furto registrati dalle 40 telecamere di videosorveglianza posizionate all'interno della sua attività, il number one a 2 passi da Piazza Ferretto. Prima del furto, avvenuto la domenica di Pasqua, sabato sera la maxi rissa, sempre fuori dal suo negozio, con il gruppo di 20 ragazzi tra i 16 e i 19 anni, ora in corso di identificazione dagli agenti, che ha causato anche la rottura di alcune delle vetrine del negozio. Qui ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, stanando ladri di ogni età, specie minorenni, racconta. Pomeriggio 4:30, sembra così. Ogni giorno? Sembra così, ogni giorno sembra. Le telecamere del suo negozio registrano tutto, anche gli scippi delle borseggiatrici e i danni di persone anziane ai suoi clienti, come questo, denunciato pochi giorni fa alle forze dell'ordine. Lei, signora, piccolino, quella. Se dopo, no, por la foglio subito por la via. No, quella. Difficile, dice l'assistente di Chen, alzare ogni giorno le saracinesche sapendo che ogni benedetto giorno con ladri, baby gang e borseggiatori da affrontare anche sbandati, malintenzionati o semplici perditempo. Tipo barboni anche vengono, oltre ai clienti che rubano, ci sono anche quelli che vengono qua e diciamo ti impediscono di lavorare normalmente. Chen ogni giorno chiama le forze dell'ordine per denunciare quanto accade nel suo negozio tra furti, risse e minacce, ma vive costantemente nel terrore per sé e per la sua famiglia, conclude. Io ho visto prima telefono polizia, aiuto, paura vado fuori, sicuro paura. Senza prevenzione, condannati al crimine e al degrado, così sulla Mestre violenta l'associazione Riprendiamoci la città con l'avvocato, l'attivista Matteo D'Angelo. All'ex Telecom di Via Meucci, ricovero di sbandati e tossicodipendenti, dopo lo sgombero di pochi giorni fa, continuano i lavori per mettere in sicurezza il Palazzo degli Orrori, con la muratura di porte e finestre e di tutti i possibili accessi qui in questo luogo dove, come è noto, è stata stuprata e sequestrata una 32enne veneziana. I nuovi muri con le colate in cemento armato, con gli operai chiamati dalla proprietà e sotto lo sguardo vigile degli agenti della polizia locale. Ma a Mestre la tensione resta altissima. In città in soli 3 giorni si sono consumate 2 rapine e un furto, con ben 3 arresti nel cosiddetto quadrilatero della paura, tra Piazza Barca e la stazione dei treni via Piave e Corso del Popolo, dove i poliziotti la notte tra martedì e mercoledì hanno fermato un ladro acrobata di nazionalità tunisina, sorpreso mentre si stava calando dal terrazzino di un appartamento. È una zona, guardate, che in un'ora si cammina a piedi tutto quanto. Infatti noi da mestrini non ci spieghiamo come mai sia stata completamente abbandonata. È una zona che anche urbanisticamente già storicamente è di pregio, però è stata completamente abbandonata. Le politiche degli affitti hanno portato a chiusure continue dei negozi, all'abbandono di queste zone che è stata presa dal degrado. Le proposte che si faceva anche con Riprendiamoci la città di riqualificazione urbana era finalizzato anche a questo, ad accendere luce su questa città, ridare luce, perché è la luce che allontana il degrado e di fatto si ha paura. La repressione non basta, così dall'associazione Riprendiamoci la città. Non basta perché innanzitutto manca una cosa che è evidente ormai a tutti, manca l'onestà intellettuale di questa amministrazione di dire abbiamo fallito. Sono stati eletti per ben 2 volte al grido di più sicurezza, invece Mestre e Venezia in generale è peggiorata da 10 anni a questa parte. 25 aprile di sobrietà, così quanto deciso dal prefetto di Venezia, Darcopellos, per le celebrazioni a Venezia e terraferma per la festa della liberazione. Niente fanfare e bande, cerimonie più contenute nel rispetto del lutto cittadino per commemorare il Santo Padre. È quanto deciso al termine dell'incontro tenutosi in prefettura durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, momento delicato per la città di Venezia che festeggia San Marco.
E intanto a Mogliano scoppia la polemica per la decisione del sindaco di cancellare il corteo previsto proprio per il 25 aprile. Se l'invito è alla sobrietà, dobbiamo ricordare che le cerimonie ufficiali per la liberazione sono improntate proprio al rispetto profondo che noi abbiamo per le persone che sono morte e che hanno combattuto per questa liberazione. È su quella sobrietà invocata dal governo che si consuma lo strappo a Mogliano, dove il sindaco con una lettera ha comunicato l'annullamento del corteo che solitamente si tiene il 25 aprile. Niente musica, banda o cori, niente bella ciao per intendersi, e questo in ossequio al lutto nazionale per Papa Francesco. Ma la polemica è chiaramente servita, come sempre, più di sempre. Non mi pare ci sia nulla di poco sobrio nel poter fare questo tipo di iniziativa. Voglio dire, mi pare invece molto poco sobrio il fatto di non farla fare. Dal canto suo Bortolato non ci sta e mostra carte alla mano come il comune abbia patrocinato il Vento Fischia, il mese di eventi voluto da ANPI e associazioni varie. E se il 25 la cerimonia sarà un po' ridotta anche per il lutto nazionale e non faremo come facciamo al solito un sacco di cose, insomma, ma ne faremo meno, insomma, questo non vuol togliere nulla al valore del 25 aprile. Sindaco che farà un discorso ridotto, non solo. Abbiamo chiesto anche all'ANPI, insomma, di astenersi al parlare, visto che ha avuto anche già molte altre occasioni, insomma, per parlare. Faremo una cerimonia contenuta nel rispetto del lutto. Quindi lei ha chiesto alla Presidente Giuliana Martona di non parlare sostanzialmente domani? Sì, lo ricordo, saremo in pochi qui in piazza perché vedete la piazza è assolutamente ridotta, saremo in pochissimi. Per l'opposizione la questione è di natura politico-ideologica e ha a che fare con il passaggio recente di Bortolato a Fratelli d'Italia. È la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Di certo, purtroppo, politicamente si sta tentando di strumentalizzare la propria figura istituzionale ai fini di contenere, diciamo, quella che può essere una memoria diffusa rispetto ai temi della resistenza e dell'antifascismo. La strumentalizzazione è del PD, controreplica Bortolato. Io sono sindaco da 6 anni e sui valori del 25 aprile, sui valori della Costituzione assolutamente non è cambiato nulla, rimango il sindaco, il mio pensiero rimane lo stesso di prima, assolutamente. Quindi lei continua a dichiararsi antifascista? Ma certo, il 25 aprile, lo ripeto, non è una festa solo dell'ANPI, è una festa di tutti gli italiani. Intanto lo stop al corteo divide la città. Dal punto di vista mio, politicamente, anche se non facessero alcuna parata, per me sarebbe la stessissima cosa, ma questo è un mio parere personale politico. Mi verrebbe da dire che insomma, l'amministrazione di Mogliano sia tale che evidentemente si trova bene nel trovare una scusa per non festeggiare il 25 aprile, ma questo è un pensiero cattivo di chi non la pensa come gli amministratori di Mogliano Veneto. E adesso i dati sugli incidenti, sugli infortuni sul luogo di lavoro. Dai dati INAIL risulta che nei primi 60 giorni dell'anno in Veneto ci sono già state 15 morti sul lavoro, 10.793 denunce di infortunio e 946 di malattia professionale. Per la CISL è un avvio assolutamente negativo. Secondo il sindacato, i miglioramenti nella tendenza dei dati di infortunio e malattie professionali in Veneto sono ancora troppo lenti e poco incisivi. Rileviamo un trend di miglioramento rispetto al 2023 sul 2024 degli infortuni totali, però siamo ancora ad un livello molto alto di infortuni mortali, una media negli ultimi 10 anni di 100 infortuni mortali ogni anno. Dei 52.778 infortuni denunciati in Veneto tra gennaio e novembre 2024, agricoltura esclusa, 5.791 sono stati nel comparto artigiano e circa l'8% in meno rispetto all'anno prima, una tendenza positiva da consolidare e rafforzare. Noi stessi artigiani siamo i primi a impegnarci nella salvaguardia dei nostri dipendenti. La formazione che stiamo facendo anche negli ultimi anni risulta importante e quindi rafforza questa sicurezza nel svolgere i nostri lavori. Alla vigilia della giornata mondiale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, che sarà celebrata il 28 aprile, la CISL valuta positivamente l'accordo Stato-Regioni, per esempio quando formalizza un obbligo di formazione anche per i datori di lavoro, ma non basta.
Serve estendere ancora di più la patente a punti, la patente a crediti in tutte quelle aziende che oggi non sono soggette all'obbligo, e come abbiamo la necessità di intervenire sui rischi emergenti. Abbiamo circa quasi 2600 aggressioni di operatori sociosanitari e non abbiamo i dati, ma sono anche questo un dato importante, quello che riguarda le aggressioni agli autisti e ai mezzi pubblici. Pur guardando all'accordo con interesse, Confartigianato Imprese Veneto rileva come ancora una volta si sia data priorità alla quantità rispetto alla qualità. Gli infortuni spesso sono legati a momenti di distrazione, ecco che quindi una frequenza farebbe sì che rimane nella mente di tutti noi quelle regole importanti da salvaguardare rispetto a tante ore che alla fine uno è più facile si dimentichi, ma soprattutto diventano noiose per tutti noi. Ci sarà anche una delegazione ufficiale di Mediterranea Saving Humans sabato in piazza San Pietro a Roma ai funerali di Papa Francesco. Saranno il maestrino Luca Casarini e il veneziano Beppe Caccia a guidare la delegazione di Mediterranean Saving Humans che sabato mattina parteciperà ufficialmente in piazza San Pietro a Roma ai funerali di Papa Francesco, e con loro ci sarà anche una nutrita rappresentanza di migranti e rifugiati soccorsi dai volontari in mare. L'invito a partecipare alle esequie a Mediterranean Saving Humans è arrivato direttamente dalla Casa Pontificia e rispecchia così fedelmente il rapporto che il Santo Padre ha sempre avuto con Mediterranea e i suoi volontari. Il ricordo di Luca Casarini. Di una cosa siamo certi: Papa Francesco ha lasciato il segno in questa terra, nella nostra storia umana, breve, ma ha lasciato un segno profondo, perché è stato il Papa degli ultimi. Per la nave Mare Ionium la vicinanza di Papa Francesco è sempre stata paragonabile a quella di un componente dell'equipaggio. In un mondo dove il successo e la potenza e la felicità sono legati a quanto denaro fai, a quanto denaro puoi accumulare, ecco, in questo mondo Papa Francesco ha proposto un'altra visione, la visione che parte dagli ultimi. Francesco, il Papa degli ultimi. La proposta del suo messaggio, della sua vita, perché ha fatto così in vita, concretamente, è quella di un mondo diverso, di un altro mondo possibile, partendo dagli ultimi, cioè da coloro che soffrono di più, per poter disegnare una convivenza possibile tra tutti, tra tutta la famiglia umana, a partire dal disarmo, a partire da quel no alla guerra che è stato l'ultimo suo respiro. Grazie Papa Francesco. Ed è tutto, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.